Amici di bella Sicilia, guardate dove ci troviamo oggi. Questa è la 26ª infiorata del Corpus Domini di San Pier di Ceto, un borgo messinese dove ritorna in tutto il suo splendore questo evento. Guardate che capolavoro realizzato da tanti artisti e da tanti volontari. Migliaia di fiori per realizzare questo tappeto e poi i quadri artistici che rendono unico questo evento che si svolge ogni anno qui a San Pier di Ceto. Un'infiorata che si estende per tutto il corso principale del paese, il Corso Italia. È stato tutto abbellito con questi fiori e con i quadri artistici. Con l'infiorata arriva sino alla parte alta del Corso Italia. Potete percorrere a piedi qui. Guardate questo quadro di San Francesco. Scrivete nei commenti da dove ci state seguendo e fateci sapere anche cosa ne pensate di questa manifestazione, di questa iniziativa che coinvolge tantissime persone che lavorano già da tempo per rendere possibile tutto questo. Un'occasione per visitare questo borgo e scoprire anche le sue bellissime chiese. Per realizzare il tappeto di fiori vengono utilizzati tantissimi materiali, oltre ai fiori anche altri materiali come il riso, il sale e poi soprattutto tanta pazienza, tanto lavoro per costruire tutto ciò.